Cari amiche e cari amici, un saluto dal vostro enogastronomo Luigi Bressan, una ricetta al giorno contro il coronavirus. Io fortunatamente avevo già fatto la spesa dal mio amico Valentino, ho recuperato delle ottime seppioline, quindi oggi seppe in teccia, ossia seppie in umido. Mi raccomando, non dimenticatevi di seguirmi sui miei profili social perché ne vedrete delle belle. Io mi preparo per cucinarvi queste ottime seppioline, quindi rimanete con me che tra poco vediamo il procedimento. Gli ingredienti sono semplicissimi: cipolla, aglio, olio extravergine d'oliva, un bicchiere di serprino di colli euganei, passata di pomodoro scrupolosamente fatta in casa e le nostre seppie. Rosoliamo in una padella la cipolla con una becca d'aglio in camicia e poi caliamo le nostre seppie. Le facciamo rosolare per circa un minuto e poi aggiungiamo il pomodoro. Ed ora sfumiamo con un po' di vino bianco e lasciamo andare un altro minutino. Una volta sfumate con il vino bianco aggiungiamo un po' di passate di pomodoro e lasciamo cuocere per 40 minuti circa. Queste sono le mie seppie in teccia alla veneziana, potete aggiungere anche il nero di seppia se vi piace. Io l'ho accompagnate con una cialda di polentina croccante, una ricetta al giorno contro il coronavirus. Io vi abbraccio con il cuore e mi raccomando, stiamo a casa. Vi abbraccio.